Allora, spostiamoci ora sulla pagina politica con due interviste. La prima è a Renzo Bossi, consigliere regionale della Lega Nord Lombardia, che naturalmente ci parla dell'alluvione. L'alluvione ha colpito molto il Veneto, ma c'è stata una solidarietà anche da parte delle altre popolazioni del nord. In Lombardia come viene vissuto questo sentimento? Vabbè, noi abbiamo supportato quella che era la problematica in Veneto, abbiamo anche da Roma chiesto e ottenuto i soldi che servivano per sistemare questa situazione che ha vissuto il Veneto. Fortunatamente il Veneto è un popolo forte, ha reagito subito all'alluvione, alzando subito le maniche, lavorando subito. Quello che faceva specie che qualche giorno dopo già si faceva la raccolta differenziata, questo è un esempio. E il comportamento delle televisioni nazionali? Come vogliono loro, vedete, questo è il modo di manipolare le informazioni, no? Quando c'è un problema a sud, c'è un caso mediatico, il Veneto è stato lasciato un po' da parte. A furia di insistere però, anche con la visita che abbiamo fatto con il papà e col presidente Berlusconi, poi abbiamo portato anche le televisioni. Di federalismo si parla da molti anni, insomma è un po' come la cura contro l'AIDS, ci siamo sempre molto vicini ma non si arriva mai al momento definitivo. Quale sarà? Beh, non è proprio così. Oggi su 5 decreti attuativi della riforma federale dello Stato, 3 sono stati portati a casa, ne mancano 2, che sono quelli dei comuni e delle regioni. Però sono passaggi che nei prossimi 2 mesi noi ci siamo dati l'obiettivo di Natale. Se cade il governo si blocca tutto? Beh, ma non deve cadere, noi vogliamo andare avanti perché dobbiamo portare a casa il federalismo, questo è. Ha l'impressione che il fatto di far cadere il governo possa essere la motivazione principale, quella di bloccare il federalismo? Tutti vogliono bloccare il federalismo, questo è, e quindi si stanno inventando di tutto, però fortunatamente la Lega è dura, non molla e l'interesse nostro oggi è di portare a casa il federalismo. È 30 anni che ci stiamo provando, siamo a un passo e quindi ce la metteremo tutta.